suicidio Spresiano è una comunità sotto shock. Ci si chiede cosa abbia portato l'80enne Lino Baseotto ad uccidere la nuora Bruna Mariotto sotto gli occhi della figlia dopo un litigio per il cane. La procura indaga sulla tragedia sequestrata, la villetta dell'orrore ed il fucile dell'anziano, autopsia sui due corpi anche per capire se il suocero fosse alterato. Il fratello di Bruna ospita il cognato e la nipotina sconvolti dal dramma. Mi prendo cura di loro e chiedo silenzio in memoria di mia sorella, dice. Vaccinazioni aperte anche nella Marca, le prenotazioni per i giovani dai 39 anni in su, 54.000 prenotati, ma ci sono ancora posti liberi, crollano i contagi, focolaio tra Indiani e Ormelle. Vaccini liberi tutti, assalto al sito regionale ed il governatore Zaia annuncia da domani corsia preferenziale per gli operatori del turismo. Nuove regole per i ristoranti, trattativa Stato-Regioni, tra gli 8 e i 6 in tavola al chiuso, nessun limite all'aperto ma solo in zona bianca. La soddisfazione del comparto. 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta e sul Montello il turismo itinerante riparte proprio dalle 2 ruote. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma di Spresiano, all'indomani dell'omicidio-suicidio la comunità è sotto shock. Nessuno si spiega cosa abbia portato l'80enne Lino Baseotto ad uccidere la nuora Bruna Mariotto, 50 anni, sotto gli occhi della figlia non ancora tredicenne. Indaga la procura, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Mio cognato e mio nipote sono con me, sono sicuro, non c'è nessun problema. Ah, ok, quindi siete insieme, sì. Insomma. Sì, siamo insieme. Per rispetto di mio cognato, mio nipote e mia sorella, non rilascio dichiarazioni a nessuno, non offendetevi, ma la situazione non è bella. Poche parole soppesate e sofferte, quelle di Denis Mariotto, fratello di Bruna, la donna di 51 anni uccisa dal suocero ottantenne Lino Baseotto nel tardo pomeriggio di mercoledì in questa villetta di via 24 maggio tra Visnadello e Lovadina di Spresiano. Con un fucile da caccia regolarmente detenuto, l'uomo ha sparato un colpo in pieno volto alla donna sull'uscio di casa. Poco dopo, nel capanno degli attrezzi, ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso con la stessa folle modalità. Alla base una lite, l'ennesima, il fastidio che l'uomo nutriva nei confronti del cane di Bruna, un chihuahua. Abbaiava troppo la sua lamentela ricorrente. Una tragedia di cui è stata testimone diretta la figlia della donna e nipote di Lino, non ancora tredicenne, che per l'appunto ora si trova con il padre Claudio accudita a casa dello zio materno Denis in una località del Trevigiano. Roberto, ancora oggi sotto shock, è invece uno dei 2 vicini di casa intervenuto subito dopo l'uccisione di Bruna. Un botto, una bomba. Ha visto tutto. Sì, la mamma ha visto la mamma. Lui pensava che era una bombola del gas e dopo aveva visto un po' la scena dall'altra parte della rete e è andato là vicino, ha saltato la rete, è andato vicino alla bambina, ha visto la scena, l'ha portata in bagno, ha sentito il secondo scoppio e è andato via. Seguono sequenze concitate, arrivano i soccorsi, i carabinieri, la scientifica, poco dopo il medico legale, sul posto anche il PM Daniela Brunetti. Si ascoltano i testimoni, la figlia di Bruna viene sentita nella notte con l'adeguato supporto psicologico. Ci sono poi la disperazione del marito Claudio e quella di Rosa, la moglie di Lino, anche loro accompagnati a tarda sera fuori dalla villetta della tragedia, oggi sigillata come fosse da sempre disabitata, posta sotto sequestro, l'arma del delitto. Si indaga per omicidio-suicidio, ma con la morte di Baseotto si tratta più di una formalità. L'autopsia dovrebbe essere eseguita già nelle prossime ore dal dottor Alberto Furlanetto. Entrambe le salme si trovano al Cafoncello. Bisogna capire se l'80enne fosse alterato e restano da estrarre i proiettili. L'ispezione cadaverica da sola non è bastata. Lo strazio dei corpi di una famiglia e di un'intera comunità. Lo stesso sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha optato per la linea del silenzio. Troppo dolore non si riesce a spiegare. È l'ultimo giorno di vita di Bruna. Nelle parole dei vicini di casa, le incomprensioni con il suocero erano note, ma nulla che facesse presagire una fine del genere. Era a casa di mia cugina che ha festeggiato, che ha fatto una grigliatina assieme, il marito e la moglie, a mezzogiorno. Quindi era in un ambiente gioioso, no? Tranquillo. Quindi la festa, chissà per cosa che rientra in casa e a trovare il casino.
Trovo il casino, che è successo il casino. Era stata una giornata di spensieratezza per Bruna e il marito Claudio. Una grigliata in compagnia li aveva portati qualche abitazione più in là, sempre in via 24 maggio, dall'amica Marcella, che oggi, barricata in casa, non riesce a parlare. Scusateci, non ce la facciamo proprio. Bruna era rientrata nella sua abitazione prima del marito, forse per ultimare alcune faccende domestiche. La lite per il cane con il suocero è scoppiata mentre aveva appena finito di stendere i panni nel cortile che condividevano. Lino Baseotto con la moglie Rosa stava al pianterreno, Bruna con Claudio e la bimba al primo. Che i rapporti fossero costellati di piccole incomprensioni era abbastanza noto, ma nulla che facesse pensare a un epilogo del genere. Avevo sentito un po' anche che non davano tanto d'accordo, insomma, non so, come tutte le famiglie. Sì, ci sono certi litigi e dopo si perdonano. Sono cose che, sì, non è un cagnolino, può essere anche una cosa che forse si portavano avanti, ma non cose da chiamare carabinieri. Una cosa normale, insomma. Bruna e il marito Claudio, dipendente dell'Agrigolina, vengono descritti come gioviali, più riservato Lino, di cui era nota la passione per la caccia. Ogni tanto mi portava anche un fagiano, era una buona persona, brava, lavoratori. Ti dici sempre che succede anche a altri, no? Succede lontano, succede su altre zone, no? E invece succede anche fuori casa e non ti accorgi neanche quasi. Non ci posso credere, dice disperata l'amica del cuore di Bruna, Iris. Intanto dall'ULSS 2 arriva pieno supporto alla figlia tredicenne. Se dovessi parlare di questa sua amica, che cosa direbbe? Lo sguardo perso nel vuoto, la mente rivolta a decenni di amicizia, quando Iris arriva a ridosso della casa di Bruna subito dopo il delitto, a prevalere l'incredulità. È una cosa che non ci credo, non posso crederci che abbia fatto una cosa del genere a tal punto, non sembrava così grave. Resta il ricordo di Bruna e una dinamica familiare ancora tutta da ricostruire nel dettaglio. Una brava persona. Lei è un'amica cara? Sì, molto. Andavamo a camminare tutti i giorni, ci sentivamo tutti i giorni, una carissima amica da tanti anni. Non ho mai sentito, saputo che c'erano dei litigi, qualcosa? Ma litigi, quelli che ci sono sempre, cosa vuole, non so, per cavolate, ecco, insomma, non cose così da questi livelli. Ma la comunità di Spresiano guarda anche alla figlia tredicenne di Bruna, spettatrice inerme di una tragedia assurda. Anche la ragazzina è molto serena, tranquilla, perciò non aveva niente non si aspettavamo niente, insomma. Da parte dell'ULSS 2 l'impegno del direttore generale Benazzi, pronto a fornire alla ragazza tutto il supporto psicologico necessario per affrontare l'orrore. Vaccinazioni aperte anche nella Marca, le prenotazioni per i giovani dai 39 anni in giù, 54.000 i prenotati in provincia di Treviso, ma ci sono ancora posti liberi. Il liberi tutti delle vaccinazioni anche nella Marca è scattato alla mezzanotte. In poche ore ci sono state 54.000 prenotazioni di giovani dai 39 fino ai 12 anni, 82.700 gli slot aperti dall'ULSS 2 fino al 4 agosto. Gli under 39 ancora da vaccinare sono 124.000. Chiaramente ci siamo limitati intanto a questi numeri perché queste erano le previsioni di arrivo di vaccini. Sembra che stiano arrivando ulteriori vaccini, allora ovviamente apriremo anche posti in più. Tutto dipende dalle forniture di vaccini. Anche oggi le seconde dosi di Moderna sono state riprogrammate perché la fornitura attesa è slittata di qualche giorno. La potenzialità dell'ULSS 2 è di 10-11.000 dosi al giorno, oggi ne sono state fatte 8.700. Da domani nel Trevigiano 5.000 posti saranno a disposizione degli operatori del turismo, altri 4.500 per i giovani impegnati nei centri estivi. Buona anche l'adesione dei giovanissimi. Siamo oltre i 3.000 per adesso, quindi non è male. Io credo che molti di questi si prenoteranno anche tenendo conto che apriamo i centri estivi, per cui molti ragazzi che dovranno andare ai centri estivi immagino vorranno essere vaccinati.
Il fine settimana intanto sarà dedicato a recuperare gli over 60 che ancora mancano all'appello con la vaccinazione itinerante grazie al camper dell'ULSS. Prima tappa a Piazza Duomo a Treviso. Nei 2 giorni l'azienda sanitaria auspica di fare circa 2000 vaccinazioni. Intanto il numero dei contagi continua a scendere, 178 i nuovi positivi nell'ultima settimana. La media provinciale è di 20 casi ogni 100.000 abitanti. Unica eccezione il comune di Ormelle con un focolaio che ha coinvolto 8 persone di origine indiana. Non si tratta comunque della temuta variante dilagante in India. Ed ora veniamo al quotidiano punto stampa del governatore Zaia, che ha annunciato che da domani verranno aperti degli slot preferenziali per gli operatori del turismo. Devo ringraziare i ragazzi perché l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno ci ha dato 250.000 prenotazioni. Bruciati in poche ore in Veneto gli slot aperti agli under 40. Il presidente Zaia non ha nascosto oggi la sua soddisfazione per questo dato, che racconta anche di un tam-tam social nell'esibire il posto prenotato. Gli adolescenti che con sveglia alla mano hanno dimostrato come questa fosse un'opportunità davvero da non lasciarsi scappare. Ragazzi che a 15-16 anni si sono prenotati a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, mezzanotte e 10, mezzanotte e 1 minuto e 2 minuti, c'è stato l'assalto. Quindi i ragazzi stanno dando una prova, come si può dire, di civiltà che è unica. Solo 4 regioni in Italia hanno aperto in modalità liberi tutti. In Veneto dal 24 giugno al 4 agosto sono stati messi a disposizione 700.000 posti in agenda. Un numero che, se paragonato alla popolazione target, 1.300.000, fa davvero intravedere la soglia dell'immunità di gregge per il Veneto. L'RT di 0,64 di oggi lo dimostra. La bella notizia è che la nostra incidenza è di 19,4 su 100.000 abitanti, cioè siamo pienamente, abbondantemente in zona bianca. Il passaggio in zona bianca prevederà anche una nuova ordinanza della regione per definire cosa è consentito fare o meno. Noi l'ordinanza la facciamo. Però insomma, guardate che un bel obiettivo, arrivare per primi sulla zona bianca non è proprio da tutti i giorni. Secondo obiettivo, turismo Covid free. Da domani la regione apre slot anche per gli operatori turistici. Vi annuncio che da domani a mezzogiorno apriremo le liste vaccinali con i posti in agenda per gli operatori del turismo. Chi entra, se non trova il proprio codice fiscale, continua la prenotazione e sa che al centro vaccinale firmerà una dichiarazione su un modulo nel quale ci sarà scritto: io, Mario Rossi, dichiaro di lavorare presso l'hotel. Per loro domani sono riservati 9.000 posti, con l'obiettivo di arrivare fino a 50.000. Di pari passo alla campagna vaccinale ha confermato il progressivo svuotamento degli ospedali dai pazienti Covid. Per la vaccinazione degli adolescenti a breve sarà aperto un tavolo di interlocuzione anche con i pediatri, come confermato dall'assessore Lanzarin. E da oggi alle 11.40 al centro vaccinale di Villorba è toccato al sindaco di Treviso Mario Conte ricevere il siero anti-Covid, prima dose di Pfizer, secondo richiamo fissato per l'8 luglio. Voglio attendere il mio turno e non avere alcuna corsia preferenziale, ha sempre detto il primo cittadino, e così è stato. L'arrivo al centro, misurazione della temperatura, anamnesi e poi il vaccino. La foto postata anche sul profilo Facebook del sindaco. Ed ora veniamo alle regole per i ristoranti. Lunga trattativa tra le regioni ed il governo. Poco fa si sarebbe trovato l'accordo circa il numero delle persone che possono stare al tavolo all'interno, 6 e non 8 come sembrava nel pomeriggio. Nessun limite all'aperto per quanto riguarda la zona bianca. Vittoria delle regioni che oggi al tavolo con il governo portano a casa le istanze dei ristoratori. Superato il limite dei 4 clienti per tavolo al chiuso, che era stato indicato sia per la zona gialla che per la zona bianca, con una levata di scudi corale del comparto già approvato da cali di fatturato stimati intorno al 60%. Dal nostro punto di vista la zona bianca è una zona a basso rischio, è la zona delle ripartenze, quindi una volta che si mantiene il distanziamento di 1 metro e la mascherina non vediamo il motivo per cui stare in 4, stare in 10 sia diverso, sia pericoloso.
L'accordo per la zona bianca prevede un numero massimo di 8 posti al chiuso, nessun limite se i tavoli sono all'aperto. Se si tratta di 2 nuclei familiari si può superare il limite. Per la zona gialla resta invece quello attuale di 4 persone sia all'aperto che al chiuso. Le restrizioni delle 8 persone a tavola per i ristoranti al chiuso potrebbero decadere insieme allo stop al coprifuoco previsto per il 21 di giugno. E sull'apertura di domani degli slot vaccinali agli operatori del turismo, il presidente di Veneto Imprese Unite non nasconde una certa delusione. Noi eravamo convinti di essere compresi fino a qualche giorno fa anche noi negli operatori turistici, perché appunto la ristorazione va di pari passo con il turismo, così come il commercio. Trovato l'accordo invece con Contarina per la rateizzazione delle fatture 2020-2021 senza aggiunta di interessi e per uno sconto importante in fattura dell'ente gestore. Tutte le attività che hanno avuto delle limitazioni, non più finalmente solo chiusure complete, ma anche limitazioni di orario, che era una delle cose che chiedevamo principalmente nel 2020 e nel 2021, potranno avere per tutto il 2021 una scontistica almeno del 30% sulla quota fissa, poi ogni comune in realtà può integrarla con ulteriori scontistiche. Ultimi giorni di lezione per gli studenti ed intanto la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso conferma che le scuole quest'anno resteranno aperte anche d'estate. Buona l'adesione degli istituti scolastici trevigiani. Sentiamo. Bene, assolutamente. E alle superiori, insomma, era chiaro che più che altro si sarebbe teso all'attività di recupero. Ai comprensivi magari si sta anche lavorando per attività relative al recupero della socialità, quindi all'aspetto anche ludico per i bambini più piccoli. Però vedo che le scuole, tanti dirigenti, ma anche naturalmente il corpo docente, si è reso disponibile alle attività in estate. Quindi insomma ci sarà scuola aperta anche d'estate? Beh sì. Assolutamente. La conferma arriva dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Il piano scuola estate 2021 prende forma e concretezza con numerose scuole in provincia che hanno aderito, alcune cercando anche personale esperto come il liceo artistico che ha pubblicato un bando, quello che rappresenta un ponte per accompagnare i ragazzi al nuovo anno scolastico con iniziative per rinforzare e potenziarne le competenze disciplinari e relazionali parzialmente perdute durante l'emergenza sanitaria. Sarà anche negli istituti trevigiani che hanno risposto all'appello del ministro Bianchi a tenere aperti anche d'estate. I fondi sono arrivati, diverse scuole hanno anche partecipato ai PON, quindi sono anche altre risorse che arriveranno, magari a macchia di leopardo, magari anche si sono un po' integrati con i centri estivi, però insomma l'attività continuerà anche durante il periodo estivo. E torniamo a parlare della sicurezza sui bus. Si terrà giovedì prossimo in prefettura Treviso il vertice dedicato nello specifico alle aggressioni sui bus, in particolare sulla linea 132, dove il 1° giugno un controllore è stato aggredito da un ragazzo. È successo stamattina, un autista che era preposto alla linea 132 non si sentiva di fare l'autista in quella linea, ha visto i precedenti. Non salite su quell'autobus, almeno finché la banda di magrebini non verrà smantellata. Ne è convinto il presidente BOM, Giacomo Colladon, che anche questa mattina ha chiesto al prefetto la presenza delle forze dell'ordine sui mezzi, soprattutto nelle ore pomeridiane. La dorsale che va da Conegliano a Pieve di Soligo è oggetto di varie situazioni che stanno succedendo e sono successe in tempi anche distretti. Il prefetto però non vede un'urgenza tale da militarizzare la corsa. Il problema esiste, per fortuna sono episodi abbastanza, diciamo così, come numero molto contenuto, e questo ci conforta. Io stamattina ho sentito il presidente Colladon, noi giovedì faremo una seduta di comitato e l'ho già invitato, lui ci sarà e vedremo di quello che si può fare. Come ho già detto a lui, ma è evidente, non è che si può mettere su ogni pullman un agente. Ma Colladon insiste a tutela dei suoi uomini ma anche dei cittadini utenti. Il caso che abbiamo visto l'altro ieri, un fatto che un autista è stato minacciato con coltello, un utente che ha avuto dei problemi con 2 personaggi particolari, sono casi che succedono ormai sistematicamente su quella tratta. È una situazione insopportabile, anche perché l'ultima aggressione è stata un'aggressione che io in 45 anni non ho mai sentito, non ho mai visto. È stata un'aggressione gravissima che ha portato delle serie conseguenze fisiche al nostro verificatore
e questo non può più succedere. Presidente pronto a sospendere la linea nelle ore pomeridiane quando in genere la banda tende ad agire. Dal canto suo il prefetto comprende ma sottolinea. Mai arrendersi a un fatto di criminalità per sospendere qualche cosa che è al servizio dei cittadini, sarebbe una sconfitta. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con il telegiornale di Treviso. Oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta e sul Montello il turismo riparte proprio dalle due ruote. È stato bellissima, una bella esperienza, soprattutto per me che non avevo mai fatto con l'e-bike. Bellissimo, l'istruttore, la nostra guida è stata bravissima, una persona simpaticissima e è un giro da rifare, un percorso da rifare insomma. Come se l'immaginava? Me lo immaginavo un po' più complicato, ad essere sincero, però meglio così, è stato più divertente. Da valorizzare di più il Montello perché merita. E proprio perché merita di essere valorizzato, in occasione della giornata mondiale della bicicletta che si celebra proprio il 3 giugno, l'amministrazione rilancia il Montello e il territorio, protagonista dei mondiali di mountain bike, dei passaggi del Giro d'Italia e il modo di viverlo in bicicletta con iniziative di promozione turistica collegate al Montello Pass. Insieme con tutti gli altri comuni dell'IPA, quindi Montello, Piave e Sile, che fanno parte del progetto Montello Travel, abbiamo pensato di raccogliere le iniziative del territorio, di portarle in un unico cartellone e di proporle al pubblico tramite anche quella che è la Montello Pass, che viene scaricata nel sito appunto di Montello Travel, che dà poi nel comune di Montebelluna e negli altri comuni delle agevolazioni nei negozi aderenti. Bici, natura, turismo, una valorizzazione tout court a cui partecipano gli agriturismi che propongono menù ad hoc per i cicloturisti, agli appuntamenti come quello legato al Memoriale Veneto della Grande Guerra che domenica permetterà ai cicloturisti di ripercorrere i siti che hanno fatto la storia del territorio. E torniamo ora a parlare di scuola con l'inaugurazione questa mattina a Castelfranco del nuovo alberghiero. In appena 2 mesi la trasformazione di quella che è stata per decenni la portineria e l'area ambulatori dell'ospedale castellano. C'era una volta l'entrata dell'ospedale di Castelfranco, era il 1984 e mai si sarebbe pensato che quell'edificio 27 anni dopo sarebbe diventata una scuola. E oggi con lo scioglimento di questo nodo l'ex entrata è diventata la sede castellana dell'alberghiero Maffioli. 2 mesi di lavori e quasi 3 milioni di euro per dare una casa a 455 studenti in 22 aule. La prima domanda la faccio al Presidente della provincia, ma come siete riusciti con i pochi fondi che avete in provincia a mettere a posto questa situazione? Avendo preservato una struttura che comunque lavora e produce risultati, e mi riferisco agli staff tecnici che ancora in provincia permangono con professionalità importanti. Come ha fatto a convincere Benazzi a mollargli l'immobile? Il dottor Benazzi questo immobile doveva venderlo oggi, le alienazioni, il mercato non è che sia delle migliori e quindi parlandoci tra pubbliche amministrazioni abbiamo deciso di valorizzarlo. Questo esempio dà la possibilità di vivere in un contesto scolastico al centro, quindi rivitalizza il centro. Rigenerazione urbana che prende corpo. Penso sia un'operazione trasversale anche di ecologia. I nostri ragazzi arrivano a piedi piuttosto che in bicicletta, qualche scooter direttamente dalla stazione dei treni o dalla stazione delle autocorriere, dei servizi su gomma, su strada. Questo ci porta a dire che è un atto di piccola grande civiltà a servizio della cittadinanza e nel rispetto della cittadinanza. E nell'ex portineria e ambulatori si è ricavato anche lo spazio per l'archivio storico di Giuseppe Maffioli. Dei documenti, libri e quant'altro che peraltro risultano essere in copia unica. Questo è il valore aggiunto del fondo Maffioli, per conoscere questo tesoretto di non solo buone intenzioni ma di cultura applicata e valorizzante il territorio. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Avviati i lavori di riqualificazione dell'ospedale riabilitativo di Lamon, un progetto che vale 5 milioni di euro grazie alla compartecipazione di Regione e del Fondo dei Comuni di confine.
La simbologia val più di ogni cosa. Oggi la prima pietra per il futuro ospedale di Lamon è rappresentata dal primo colpo di martello pneumatico manovrato dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che ha dato avvio ai lavori di riqualificazione dell'importante centro di riabilitazione dell'ULSS Dolomiti. Centro di eccellenza, centro riabilitativo che ospita pazienti non solo di questa USL ma anche dalle altre USL e anche fuori regione. Questo appunto per l'eccellenza di quello che viene inserito all'interno di questo presidio. I lavori vanno proprio in queste direzioni. Adeguamento sismico e antincendio in primo luogo, poi ampliamento per rendere maggiormente confortevole un presidio che è fiore all'occhiello della sanità bellunese. Questo ospedale, grazie alla convenzione che c'è, serve anche tantissime persone delle valli del Primiero, ma non solo. Qui si fa una riabilitazione da tempo che permette a tante persone anche da fuori USL, fuori regione, di beneficiare dei percorsi riabilitativi. La ristrutturazione, che si concluderà nel 2023, costerà circa 5 milioni di euro, aumenterà i posti letto disponibili dai 48 attuali ai 70 futuri, altri 7 faranno parte della unità riabilitativa territoriale che sarà collocata al quarto piano dell'ospedale. Un polo che, nonostante la pandemia, ha garantito 500 ricoveri in un anno contro gli 800-900 del periodo pre-Covid. Avere iniziato il cantiere, e questo è, come dire, un nuovo step che comunque non preclude che altre risorse che eventualmente si intercetteranno per la sanità del nostro territorio possono anche derivare dai fondi di confine. È dalla programmazione dei fondi dei comuni di confine che è iniziata la programmazione e la destinazione delle risorse utili alla riqualificazione dell'ospedale di Lamon. Quando 30 anni fa circa fu deciso di togliere l'ospedale generalista per fare il centro di riabilitazione, sembrava che cadesse il mondo. Non fosse stata fatta quella scelta, forse oggi non saremmo qui. Bisogna saper scegliere, guardare avanti e avere anche il coraggio delle scelte. Dobbiamo trovare servizi in più per permettere ai ragazzi di restare qui. Così il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrina, è intervenuto in rappresentanza dell'Unione delle Province Italiane alla conferenza con il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini sull'avvio del tavolo nazionale sul tema della montagna. Belluno, per esempio, non ha l'università, ha spiegato Padrina, e quando i giovani se ne vanno non tornano più. L'80% resta nelle grandi città perché nei luoghi di montagna mancano i servizi che dobbiamo assolutamente portare, ha concluso il presidente della provincia. Parliamo ora di impianti di risalita. Naufragata la stagione sciistica, ora gli impianti puntano sul turismo estivo. C'è ottimismo, ma non mancano le preoccupazioni. Stagione estiva alle porte. Dopo un maggio straordinariamente freddo e piovoso si va verso la riapertura di impianti di risalita e rifugi, la maggior parte dei quali, proprio per le avverse condizioni climatiche, nonostante fosse possibile, hanno sin qui rinviato la ripresa della propria attività. Il 22 maggio per decreto è stato possibile riaprire gli impianti risalita, quindi di fatto la stagione estiva è partita. Ad oggi solo alcuni sono gli impianti in Veneto che hanno aperto i battenti, in particolare ricordiamo che fin da subito ha aperto il Monte Baldo, Funivia Marcesini, e adesso pian pianino durante questi prossimi weekend apriranno anche gli impianti delle Dolomiti, delle nostre Dolomiti venete. Le linee guida sono quelle che erano già state presentate in occasione della riapertura, che poi non c'è stata, invernale, e quindi riguardano il distanziamento, la prenotazione e la vendita online dei biglietti risalita, la limitazione delle portate sulle cabine chiuse al 50% e poi il contingentamento delle persone che possono salire in quota. Questa ultima nota che è rimasta nel protocollo la consideriamo anacronistica, in quanto c'è già una limitazione in partenza del 50% portata delle cabine stesse e queste già limitano l'accesso alle nostre aree. Questa ulteriore limitazione crea sicuramente dei problemi o dà dei limiti per le tante persone che vorrebbero avvicinarsi e visitare le nostre montagne. Non tutti i problemi quindi sono alle spalle. I gestori sperano che le attuali limitazioni possano essere allentate, ma c'è comunque fiducia che la stagione estiva possa dare ossigeno a un settore in cui aziende e lavoratori hanno patito una vera e propria agonia. Per gli operatori intanto, da domani, a prescindere dall'età, ci sarà la possibilità di vaccinarsi.
Il macello comprensoriale della Peschiera, l'unico pubblico di questo tipo rimasto attivo in provincia di Belluno, costituisce un servizio di importanza strategica non solo per il territorio feltrino ma anche per l'Alto Trevigiano ed il Primiero. Per questo è stata data una decisa accelerazione al programma di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti in vista della ripresa dell'attività autunnale. Il quadro economico dell'intervento, finanziato con i fondi per i comuni di confine, prevede un impegno di spese complessivo pari a 265.000 euro, 138.000 dei quali per lavori e 127.000 per imposte, oneri e spese accessorie. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come sempre, in chiusura, uno sguardo al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano e caldo estivo, bel tempo sul nostro territorio, ma con qualche disturbo. Vediamo insieme i dettagli di venerdì 4 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. In montagna al pomeriggio tempo più variabile con iniziali spazi di sereno alternati ad una nuvolosità crescente che si associerà a qualche acquazzone sparso, possibile localmente fin verso le zone pianeggianti. Temperature in aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, in questo caso nelle ore centrali della giornata avremo temporali sui rilievi. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo bel tempo, a seguire non si escludono dei rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime infine sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.